Cioccolata al peperoncino, cioccolato al peperoncino, vero Elisa? Sì. Ma sai perché cioccolato al peperoncino? Qualche anno fa sono stato a Seul, bellissimo aeroporto, non so se hai presente, se l'hai visto No, in Corea. Ovviamente sì. Ecco. E al rientro da Seul ho visto sui banchi del duty free Sì. una moltitudine di cioccolato, le tavolette di cioccolato, col peperoncino. Solo quello. Solo peperoncino, solo peperoncino. Vabbè. A quei tempi avevo una squadra di basket. Ho detto, beh, porto il cioccolato al peperoncino ai miei ragazzi, così si vincono. svegliano, sì. Allora abbiamo pensato che questa trasmissione, che questa sera, la prima puntata, vuol parlare di qualcosa di dolce, ma anche di pepato, di piccante. Ha funzionato con la Ha squadra? funzionato, ha vinto, sono rientrato, ho dato il cioccolato, alla fine sono partiti in quarta, abbiamo vinto la Perfetto. partita. Marta, passa pure il microfono a Marta. Marta è una carissima amica. Non so che cosa vuoi dire oggi, di che cosa vuoi parlare, però vedremo. Dimmi tu. Te lo cioè, dico nel io. senso- No, non ci siamo preparati niente, per cui possiamo parlare di qualsiasi cosa, in sostanza. Abbiamo pensato di parlare di donne. Ecco, L'argomento sono le donne. è un argomento che sta al passo con gli ultimi avvenimenti, il discorso della violenza alle donne, quindi noi invece vogliamo valorizzare e parlare di donne in senso positivo. Bravissima. Non quelle che si... No, non quelle, le veline. Non le veline, parliamo di donne serie. Di donne serie Senza che hanno nulla dello togliere, spirito, che sì. hanno del peperoncino, che Dentro. hanno della carica. E della tu pensi- dolcezza. tu pensi di essere... e della dolcezza, è vero. Sì. Tu pensi di essere una di queste? Ma io sono un melting pot, un casino, c'è tutto e di più, presumibilmente faccio una confusione ogni volta. Intanto cosa fai nella vita? Beh, allora, io sono un'antropologa, sono appena tornata da un viaggio in India, da 2 mesi e mezzo, appena tornata, mi pare di essere ancora là, adesso sto in depressione totale. Qui in Italia, purtroppo, e vabbè, c'è tutto un altro mondo. Guarda che forse mi è rimasto un po' di cioccolato col peperoncino. No, basta, dopo l'India, sapori troppo forti, no, piccante, Ma quello lo evito. non è forte come No, sapore, però è solo che dà una carica, guarda, sì. straordinaria. Fa bene per la pressione, Fa insomma. bene per la pressione, è vero. Potrebbe essere una gran cosa, visto il mio caso, vabbè. Allora antropologa. Antropologa, giro un po' il mondo quando possibile, lo faccio a mie spese ovviamente, perché coi tempi che corrono uno può fare solo così quello che vuole. Anche perché dobbiamo tagliare tutto. Sì, appunto. No, ma mi diverto, sto bene, per cui sono tornata dall'India, tra un po' Il riparto. maschio cos'è? Antropologo? Antropologo. Pensa dovessimo tagliare là. Sarebbe più brutto, eh? E tra un po' riparto per il Kenya, anche là magari Bellissimo. troverò un po' di Ma peperoncino. tu ce le porti delle foto, ci porti delle foto, fai Prossima qualche... volta, va Ecco, bene. brava. Va Così bene, andremo sì. poi in trasmissione e parliamo delle keniote. Keniote si dice? Sì, Oh, guarda, sono proprio perfetto, fortissimo, bravissimo. Allora, io sto colando, non so voi, fa un caldo bestiale qui dentro. Allora, passiamo all'Elisa, vediamo Vai. l'Elisa. Elisa, ti piace il dolce? Sì? Vabbè. E anche il piccante? No, Come no? sono intollerante. Sei intollerante? Sì. Sei intollerante a che Quindi- cosa? Al peperoncino, al pepe, Solo il paprika. Tu non sei tollerante al dolce, perciò in quello che io Anche ho... il salato mi piace, ma non il piccante. Anche il salato? Sì, sì. Ah, vabbè. Allora, la prossima volta vedrò di combinare questi elementi insieme. Va bene? Anche il Ok, salato sì, no. per te. Cosa fai nella vita? Io mi occupo di giornalismo sportivo, in particolar modo di motociclismo. È da 1 anno e mezzo che scrivo più o meno. E ho cominciato, diciamo, a frequentare un po' l'ambiente del MotoGP
un po' per, non gioco, però come ospite all'inizio. Poi pian piano mi sono innamorata di quel mondo, ho capito che per andare avanti dovevo trovare qualcosa da fare là dentro se volevo continuare a rimanere lì e vedere quel mondo, insomma. Quindi pian piano... Sei timida tu? Io no. Di che avevi una paginetta, ti hanno passato la patata bollente e adesso sei te la responsabile della rivista. Sì, Sì, è vero, è vero. dai, È vero, è così. Sì, beh, un po', sì, per qualche mese ho preso questo, Sì, perché questo sei brava. incarico, sì. Hai conosciuto parecchi piloti? Sì, certo. Posso fare i nomi? Ma miseria, magari li facessi i nomi, perché così... Io ho una predilezione verso Jorge Lorenzo, che oltre ad essere un grande pilota è una grandissima persona. Andrea Dovizioso anche, molto molto gentile, un bravo ragazzo veramente. Marquez mi piace molto, che è ragazza di 20 anni, che ha appena vinto una gara di Piace perché MotoGP. è di 20 anni o perché... No, diciamo Marta, che... intervieni se hai qualcosa da dire. No, Ce ma ne lei sarebbero tante da dire. lei li ha conosciuti. Sì. Cioè, tu devi sapere che noi tra un mese circa andiamo a Barcellona Barcellona. insieme Ah, ecco. al Gran Premio. Sì. Non solo, in Kenya dopo. Dopo, da luglio, sì. Bene, allora Da portate... luglio vado con la sua fotografa, la ragazza che ha fatto le foto per il suo ultimo libro, Paola Viola. Andiamo in Kenya appunto a fare un reportage sulla vita a Nairobi. Allora noi abbiamo riempito Te la portiamo anche Ah, a in proposito, trasmissione. bisogna che lo Ecco. diciamo, noi Sì. stiamo trasmettendo in Veneto Globe. Veneto Globe è la nostra sigla, è la nostra pagina. Se volete sentirci anche su RC Radio Conegliano, venetoglobe.com, e trovate di tutto e di più. In quella pagina trovate di tutto e di più. Ma ci siamo Ci siamo anche noi, potete guardarci quando volete, perché basta entrare in Veneto Globe e noi ci saremo sempre. Ecco. Con Vai, Paola Viola, che magari porteremo anche qua, che lei ha tante cose da dire, ma tante. A noi basta fare una trasmissione alla settimana. Ecco, sì. Poi... Con lei ne facciamo almeno 10, dai. Va bene. Dai, una volta la portiamo qua, ok Eli? Sì. E andremo a Barcellona. Allora abbiamo l'antropologa, la giornalista e la scrittrice, che comunque siete tutte e tre scrittrici, Sì. giusto? E allora sentiamo l'Anna Maria Cittino. Che cosa fai, Anna Maria, durante il giorno? Niente? No, come I no? professori- No, caro, fate assolutamente qualcosa, sì? Voi sì, professori, invece appunto insegnando abbiamo un bel da fare e ci occupiamo naturalmente dei giovani, della formazione dei giovani, che è molto importante perché il nostro futuro, quindi rappresenta quello che sarà poi la classe dirigente un domani. Ma E scusa, quindi, i giovani, il futuro delle donne? anche, no, il anche futuro del mondo, del mondo in intendevi, sì. genere, certo, il Diciamo futuro che delle il futuro donne. del mondo sono i giovani, allora Esatto. dobbiamo... E le giovani, quindi anche le dobbiamo ragazze, anche istruirli, costruire giovani, il ragazze, futuro, ragazzi, ma, esatto. Oggi abbiamo 3 ragazze e parliamo... Delle voi vi donne, consento delle di donne. parlare degli uomini. Ah sì, a noi sì. Allora... Soltanto che appunto tra le mie passioni comunque c'è anche la scrittura, quindi mi accomuno alle altre mie compagne, al mio parterre di stasera, e la scrittura delle poesie. Ecco, da sempre, da ragazza, da quando avevo 15 anni, mi sono sempre dilettata nello scrivere, nel raccontare, nel portare, nel rappresentare quelle che sono le mie emozioni e anche fermare i momenti più belli della mia vita in qualche verso, ecco, concentrato. Fermati, Sì. la fermiamo. Fermiamo perché sono tremenda Lei io. è tremenda. Ormai quando dopo parla. Bonolis, guarda, affronto qualsiasi telecamera. Volevo proprio sentire Bonolis. Sì. Esperienza con Bonolis, è stata veramente una bella esperienza. Sì. Però lui ti ha incastrato, ti ha tirato dentro. Sì, Vero? ma comunque Ti ha
ti ha creato un po' di gossip intorno, è vero? Sì, è normale, perché quando poi sei davanti a un mostro, tra virgolette, della televisione, come è lui, e poi in quelle trasmissioni tendo a Io no, non sono un mostro. No, tu sei, no. Sei l'orso bruno, l'orso buono. Naturalmente quando ti trovi appunto con un conduttore, un calibro del genere, che comunque non è il primo arrivato, anche perché ha una cultura alle spalle non indifferente, l'ho sentito anche recitare versi di Pascoli, di D'Annunzio, però non è, no, assolutamente. Lui, insomma, tutto il successo che ha costruito così nelle pause pubblicitarie, insomma, mi ha raccontato, insomma, dietro le quinte un po' che lui era un balbuziente, quindi un uomo che aveva molte difficoltà da giovane. E poi invece un po' alla volta... Mi sa che voleva attaccare bottone. Un po' darsi. E lui è sempre perché, un po' birichino, sì, un po' birichino. birichino. A me piacciono i birichini, però va bene così, piuttosto che i flosci, fiappi. Sì, dai, un po' intraprendenti, ecco, sì. E quindi diciamo che lì è stato l'incipit, però la passione della scrittura mi ha sempre accompagnato tutta la vita, ecco. Va bene, ma qual è stato l'elemento? Scrittura, poesie. Sì. Poesie le scrive anche l'Elisa, bellissime, io ne ho letta qualcuna che veramente mettono gioia di vivere poi, ecco. Anche tu scrivi poesie? Io scrivevo poesia alle elementari eravamo in classe insieme, tra l'altro. Basta, scrivere poesie non è facile, è difficilissimo, cioè se dovessi trovare un modo di esprimere un concetto, la poesia sarebbe forse l'ultimo mezzo che utilizzerei, perché è molto complesso e io adoro la poesia, cioè passo anche magari intere serate a leggere libri e libri di poesie. Una piccolina. Una piccolina? Una piccolina, una poesia. Devo dire una poesia? Sì, dai. Che ti piace? Tua, o che ti piace di qualche autore. No, beh, ultimamente... sì, no, quelle le recita lei. No, ultimamente sono fissata con i poeti della letteratura ceca. Quindi, che ne so, Jaroslav Seifert, c'era una cosa su Praga, gli occhi degli stellonauti se li è bevuti la morte, cioè tutte queste poesie un po' strane, un po' tetre. Ce n'è anche una, ne ha scritta anche una molto bella su Venezia, però cioè, non la recito perché potrei sminuire. Chi? Questo qui ha scritto una poesia molto bella su Ma devo Venezia. insistere perché la reciti? O... No, te la porto se vuoi, però no, non me la... Vabbè, dopo ci penserai, ci mi reciti penso, una se poesia, mi viene in sì. mente... Ma sai perché? Dimmi. Volevo sentire una delle tue poesie o quelle dell'Elisa, Ecco. perché qui c'è il peperoncino, nelle sue sì. c'è il peperoncino. Ecco perché abbiamo detto che facciamo una trasmissione col peperoncino. Sì, ma io scrivevo poesie sulle stagioni alle elementari. Sì, il peperoncino. Sei poetica? Sì, sono dolce. Lei Lei è piccante. è piccante, Lei è io sono piccante. dolce. Lei è Ok. piccante. L'Elisa la mettiamo in mezzo. Sì, l'Elisa l'abbiamo messo in mezzo un po'. L'Elisa potrei citare Passion, non lo so, Passion, però la devi dire tu perché non la so neanche io, ecco, vedi come siamo presi qui. Ci prepariamo per la prossima volta, perché Sì. oggi abbiamo improvvisato un po' questa trasmissione. Sì, ma... Era un po' che ne parlavamo Sì. e abbiamo deciso di partire senza darci un punto di riferimento. 3 belle ragazze, Gossippiamo. un orso bruno che conduce e cerchiamo di trovare anche gli argomenti per il futuro. Sì, Li abbiamo sì. già trovati perché Sì. Potremo quello che parlare abbiamo detto alle prima. Siamo donne, ricordiamo che essendo donne potremo andare avanti a parlare per ricordatevi giorni. che questa è un po' soft, questa è un po' soft come trasmissione perché vogliamo partire e renderci credibili, altrimenti però vedrete seguiteci. Una volta alla settimana saremo con voi su Veneto Globe e ne faremo di cotte e di crude. Da una poesia. Tiriamo non fuori voglio il pepe. Sì. Ma non aspettiamo di... Io ce l'ho, sai. Non devo tornare a Seul, ce l'ho. Ce l'ho perché me la faccio arrivare ogni anno. Ah. Una scatoletta di cioccolato. Dall'aeroporto. Il piccante, poi torno a te, Elisa.
Oddio, la nostra vita comunque è un po' dolce e un po' piccante, per cui Così. sì, per cui naturalmente No, anche perché così ti si vede, Sì, sei sì, più bella, sì, altrimenti- grazie. La nostra vita è fatta sia di sentimenti, di spiritualità, di passionalità, quindi noi siamo un mix di tutte queste cose, ma anche, come dice la Merini, anche di carnalità, come dice D'Annunzio, di carnalità. Cioè, quindi voglio dire... Ecco, adesso cominciamo, cosa? Tenetevi. Tenetevi... No, è la verità, non... Parliamo di carnalità. Ma sì, ma perché cosa siamo fatti? Noi in realtà Certo. siamo fatti mica di etere o Di gas, di spirito, insomma siamo anche corpo, quindi un nostro corpo che naturalmente ha i suoi desideri, ha i suoi pensieri, non siamo mente, ma siamo anche qualcosa che dentro di noi, come lo chiamo io, un eros che ci spinge a fare della nostra vita, dei nostri momenti, anche qualcosa di bello, insomma, e questo è anche uno spirito creativo, insomma. Il mio Eros mi ha portato a scrivere. Naturalmente scrivo d'amore, scrivo di amore, Ecco, perché è il punto di partenza per ogni essere umano, Tu insomma. hai scritto il tuo primo libro, Il primo libro, pensi sì. di farne ancora, no? Certo. Intanto cerchiamo di vendere questo. Sì, dici, sì. Tre cuori, Tre Anna Maria cuori. Cittino. Sì, tre cuori. Riusciamo a farlo vedere, regia? Questo è il libro di poesie di Anna Maria, che è stato presentato oltretutto da Bonolis, no? Sì, Cioè, hai recitato una tua poesia da Bonolis, esatto. giusto? Sì, sì. E poi hai presentato il tuo libro, anche domenica scorsa, Sabato scorso al Conè. al Conè. Al Conè, Però sì. tu hai anche un progetto importante, quello Sì. di andare da... E praticamente devo andare al Salone del Libro di Torino. No, io so che andrai in una trasmissione importante, possiamo dirlo? Sì, O no? ma lasciamo un po' Lasciamolo un po' di alla prossima suspense. puntata. Esatto, per la prossima puntata. Guarda, Comunque ho se va lì, non ce n'è per nessuno, eh? Esatto. Ecco. Sì, diciamo che Io l'ho saputo. sì. Lasciamo un po' così di mistero, un po' Va bene. gli ascoltatori. Fra quanto tempo? Passerà una ventina di giorni Una ventina ancora, di sì. giorni. Mhm. Perciò E poi ne parleremo. alla terza trasmissione riusciamo Sì, a sì. inserire anche questo incontro importante sulla RAI. Sì. Giusto? Possiamo dire Sì, RAI? sì, sì. Ecco. Noi, perché noi chi siamo? Noi. Scusa, abbi pazienza. Sì. Prima che tu vada avanti e che adesso il tuo libro l'ho mostrato, possiamo poi dare un'occhiata, leggere una poesia, Sì, capire perché dentro c'è il peperoncino, certo. che però è messo in dosi giuste. In dosi calibrate, certo. Calibrate. Io dico che, come ho detto alla giornalista, il mio libro ha sfaccettature romantiche con velature erotiche, velature. Quindi è un velo, naturalmente proprio perché A me piacciono i veli, è importante. Perché la nostra vita appunto è sempre in una continua dualità, quindi noi non possiamo essere solo il bianco, solo il nero, esistono anche altre sfumature, c'è anche il rosso, dico io, nella vita, quindi anche la passione, non ci limitiamo. Messo il rosso e il nero. Vedi? Ma sai no. perché? Perché io sono milanista. Ecco, senza volerlo. Senza volerlo. senza Chi è volerlo. milanista qui dentro? Juventino? Io sono romanista. Eccola la Juventina, passa alla Juventina, poi torniamo a te. Passa alla Juventina. È il neocampione Perché? d'Italia. Ha mica vinto il campionato la Juve? No? Che no, no. Ah sì? Non lo sapevo. Mi Per sembrava poco, per pochissimo, però. vicino al Milan. Sì. Mhm. Dimmi. Raccontaci qualcosa. Cosa? Quello Non che so, vuoi, Elisa. dammi un Tu input. sai che tu puoi dire ciò che vuoi. Se io comincio a dire ciò che voglio, parlo di moto e non finisco. Allora, a noi piacciono le moto. Oltretutto tu conosci l'ambiente molto bene, conosci Cioè, i piloti sto molto bene, perciò se ci cominciando parli un po' di moto usciamo un sì. po' dal suspense che si dice del peperoncino, poi torniamo con lei. Anche da Marta, è una dritta anche lei. Cioè, Sì. ho visto una foto prima sul cellulare di Marta, guarda, foto? non ve la faccio vedere perché...
Molto bene, molto bene. Molto bene. E quello è... chi è? È il Quello tuo... è un sadhu, Sì? un monaco indiano rinunciante. Mi ha adottato, sarebbe il mio guru, tra virgolette, però vabbè. È complicato il discorso, magari in un altro momento. No, non torni più in India, eh? Ti sequestriamo qua. Vai Elisa, vai, raccontaci qualcosa delle moto. Sì. Col Cosa? peperoncino. Se no parliamo d'amore per collegarci Sì, al dai. rosso, alla passione. Passione. Ducati. Passione delle moto. Rosso Ducati. Ducati. Bellissima. Vabbè. Bellissima. Io quando penso al rosso mi viene in mente Ducati o Ferrari. Che bello. Qui in camera, mia camera è rossa. Non so se è mai venuto, no? No, vero. Dirò a papà che E mi sto porti. sempre aggiungendo cose rosse perché all'inizio mi dicevano guarda che se dipingi la camera rossa ti Allora stufi. non è un caso la No, sedia rossa. no. Ti stuferai col rosso, sì, proprio. E invece, No, adoro il rosso perché trasmette energia. ma quindi- d'altronde il rosso ha trasmesso l'Italia in giro per il mondo. Sì. È vero? Sì. Mhm. In vari ambiti. Ma senti un po', cosa ci trovi di piccante nelle moto? Te? Quelli che ci Piccante, salgono oddio. sopra? Sì. Ah. In che senso? Il più piccante che hai trovato dei piloti? Piccante, Piccante, nel senso- cioè nel senso... Sì, nel senso che... L'ha vuoi già tu? detto prima. L'ha detto prima. Dai, non importa. Non far No, comunque Randy De Punier, che è un pilota francese, è un bel vedere, È insomma. un bel vedere. L'abbiamo incontrato al Si- ristorante anche. Si è appena sposato, No, Peccato, la peccato. coniglietta di Playboy. proprio. Ah, ecco perché è il Sì, più che è piccante. alta tipo 40 centimetri in più di lui, però. Sì. L'abbiamo visto al ristorante una volta a Sì, Valencia. a vero? Valencia. Ma fantastico. Sì. Ah. È un E- bel mondo, comunque hai, cioè sono tante le donne, parlando anche di donne perché parliamo di quello, Sì. sono tante le donne che seguono il loro uomo in quell'ambiente. E come vedi le donne che non seguono il loro uomo ma fanno di contorno all'ambiente delle moto? Beh, insomma, se fanno qualcosa di utile, no, ad esempio a me... Guarda che perché- questa è una trasmissione un po' piccante. Se fanno Sì. qualcosa di utile vuol dire se puliscono le gomme. No, ad esempio io apprezzo molto la ragazza di Melandri perché si vede che lei sta lì per il suo uomo, per aiutarlo, anche a dargli la borraccia di acqua per esempio, e quindi lei si vede che c'è lui nel suo mondo e Lo sostiene. sì, esatto, Ma quindi non è che sei lì innamorata del per mito. farsi vedere. Non è che sei innamorata del mito e allora innamorandosi del mito lo serve in qualsiasi maniera. No, secondo me, cioè... È amore vero? Sì, dipende dai casi, però in quel caso penso di sì. Mhm. Anche lei è alta mezzo metro in più di lui. però. È per quello che dico, no? Ma ne hai conosciuti di casi, forse non te ne sei occupata, tu guardi le moto perché tu sei innamorata delle moto. Beh, mi capita di Però conoscere l'ambie- anche le donne dei Ecco, piloti. conoscere l'ambiente, il perché del seguito dei piloti, ecco, questo a noi interessa che tu lo racconti, magari Sì. prossimamente cerca di Ad esempio, una puntare di ragazza più. che conosco bene che è morosa di un pilota, diciamo che non è più in MotoGP. Però cioè, lei mi piace tantissimo perché lo aiuta, gli fa anche quasi da manager, diciamo. E quindi là si vede che è proprio che amore, insomma. Marta, Sì. Zumba. Zumba, no, non parlatemi di Zumba perché non Lo c'ero. so che non c'era, per quello che la stuzzico. Ero in India È e per non quello riesco che a la capire questa. Era Cercano- era assieme al guru. Insieme al Sado, no, cercano di trascinarmi a fare Zumba. Io me la svicolo più che posso. no. Perché? Non lo so, non mi ispira, non mi ispira, non lo so. Cos'è che ti ispira, scusa? Ma io faccio un mucchio di cose nella mia vita. Lo Zumba non. Cioè, cos'è? Uno stile di ballo? Guardala, È uno guardala. stile di ballo? Guarda là che ti vedono.
Guarda che Essere legato al ti vedono in tutto il mondo, Guarda che noi Molto non bene. siamo la televisione che va, Dimostro. non siamo la televisione che va su una piccola parte del web, va in tutto il mondo. Sì, dimostro quindi a tutto il mondo la mia ignoranza sullo Zumba in questo momento. Cos'è fitness Ma legato? lo sapete che il tempo passa velocemente e che noi abbiamo utilizzato tutto questo tempo per presentarci e alla fine non ci siamo neanche presentati. Io volevo che l'Anna Maria ci recitasse una sua poesia, ma vuoi che lo faccia io, Anna Maria? No, vuoi farlo tu? Vuoi farlo tu. Scegli una poesia, dopo passiamo ai saluti e diamo appuntamento alla prossima volta con tutto il materiale che mi avete promesso. Madonna, certo. Ok? Era un po' un riscaldamento. Sì. Allora io vi dico perché il libro di poesie di Anna Maria io ho letto qualche poesia e sono straordinarie come poesie. Hanno quel po' di, come si può dire, borderline, forse, ma proprio al bordo interno della linea, non al bordo esterno, Sì, giusto? sì. Che danno un po' di piccantino alla poesia, che rendono la poesia diversa dalle altre. Chiamiamolo sensualità, insomma, sensualità, passionalità. Voi tre venite, ti leggo, la prossima volta siete qua sì, tutte e tre. ti perché leggo dobbiamo brivido continuare. bizzarro, Va allora. bene. Come un brivido bizzarro, giungi a me nella notte, scompigliando i pensieri, acrobati che volteggiano nel nulla, tra cielo e mare, ebbri, felici, in bilico sulla fune. Brava, complimenti. Elisa, allora salutiamo, perché siamo ai saluti. Saluta pure i nostri video ascoltatori. Grazie di e ci averci rivediamo ascoltato la prossima e ci vediamo la prossima settimana, la prossima volta. volta. Ogni Sembra tanto da peperoncina, ma è timida. Sì. Elisa? Saluto. Sì? See Chi you saluti? next time. No, tutti. See you next time. Ma E sei velocissima. E scusate se vi abbiamo annoiati, però stiamo un po' prendendo la mano. Grazie di averci seguiti. Ma che stiamo prendendo la mano? Noi siamo dei siamo dei professionisti della professionisti, televisione è vero, e sì. perciò veniteci a vedere la prossima volta, vi faremo sapere come e quando. Siamo dei falsi modesti. Cioccolato col peperoncino.